Dopo la sfiducia al sindaco, Realmonte si prepara a nuove elezioni amministrative con 3 candidati presenti al momento. Gli elettori di Realmonte andranno infatti al voto i prossimi 25 e 26 maggio eleggendo sindaco e consiglio comunale. Saranno 12 consiglieri che faranno parte del nuovo civico consesso. I 3 candidati a sindaco al momento sono l'ex sindaca appena sfiduciata dal Consiglio Comunale Sabrina Lattuca, l'ex consigliere comunale e leader dell'opposizione Alessandro Mallia e il giovane militante del Partito Democratico Leonardo Augello. Attualmente la macchina amministrativa è governata dal commissario straordinario Carmelo Burgio, nominato dalla Regione dopo la mozione di sfiducia subita dalla sindaca uscente Sabrina Lattuca, mozione votato lo scorso 14 maggio. Tra le vertenze da risolvere del nuovo sindaco, quella della Scala dei Turchi, attualmente chiusa alla fruizione. L'ex sindaco Sabrina Lattuca, capeggiata dalla DC di Cuffaro, intende proseguire il cammino amministrativo bruscamente interrotto, afferma. Solo per l'anticipazione di una poltrona Realmonte è stata danneggiata, i ragazzi sono stati danneggiati, il futuro è stato rallentato. Annuncio così la mia candidatura unitamente alle persone libere e soprattutto non manovabili. L'altro candidato è Alessandro Mallia, esponente del centrodestra e militante dell'UDC dell'onorevole Decio Terrana. Dichiara di avere a disposizione una squadra competente composta da giovani professionisti, persone esperte, dalla volontà di dare un nuovo slancio alla comunità di Realmonte. Leonardo Augello, altro candidato militante del PD, di Michele Catanzaro, anch'egli con una lista civica, afferma: vogliamo una Realmonte più dinamica, più sicura, più giusta, una città che investe nei giovani, che li ascolta, li coinvolge e dà loro un motivo per restare e credere nel domani. Dal 25 aprile prossimo scatta il periodo per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale collegate alle rispettive candidature a sindaco, e fino al 30 aprile alle ore 12 a ogni candidatura a sindaco potrà essere collegata una lista di candidati al Consiglio Comunale con un minimo di 9 persone e non più di 12 candidati, tenendo conto sempre della parità di genere. Realmonte è l'unico comune della provincia di Agrigento dove si andrà a votare prossimamente.